Ha appena 14 anni eppure un precedente per furto e resistenza a pubblico ufficiale, il responsabile dello scippo in pescheria dello scorso 24 gennaio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Treviso, grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. L'episodio, verificatosi il sabato pomeriggio, ha suscitato sgomento e preoccupazione in città. Vittima dello scippo, una signora di 89 anni. L'anziana stava passeggiando quando, arrivata all'altezza dell'incrocio tra via Pescheria e via San Parisio, è stata aggredita alle spalle da un giovane che le ha strappato la borsetta. Colta di sorpresa, la signora, per la violenza dello strappo, ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo il capo proprio sul blocco posto in mezzo alla carreggiata per impedire l'accesso alle auto in via Pescheria. Lo scippatore è quindi scappato, lasciando la donna a terra, con grande shock dei presenti che hanno subito prestato i primi soccorsi. C'è sgomento perché il quartiere proprio è il cuore della città. Di un sabato pomeriggio, tra l'altro la povera signora ha avuto anche un trauma importante perché non aveva perso memoria, non sapeva neanche più chi riconoscere la sua famiglia e quant'altro, perché aveva anche preso paura. Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'aggressore. E qui la sorpresa: si tratta di un ragazzino di 14 anni, italiano, che frequenta la prima superiore in un istituto di Treviso. Giovanissimo, ma già con un precedente per furto e resistenza e privo di scrupoli, visto come ha aggredito la signora di 89 anni dopo averla pedinata per alcuni metri con il volto travisato, strappandole la borsa senza curarsi di lei dopo che era caduta, battendo violentemente la testa. L'anziana ha avuto una prognosi di 5 giorni ed è stata pure fortunata, perché poteva andare anche molto peggio. Il 14enne è stato ora denunciato per furto con strappo e lesioni personali e convocato in questura con i genitori. Il sindaco Mario Conte ringrazia le forze dell'ordine. Il protagonista è un ragazzo di 14 anni che si era già reso protagonista di altri episodi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Solo una cosa io mi auguro adesso: che ci sia il modo per far pagare la giusta pena a questo ragazzo. Certamente ha 14 anni e quindi lo vogliamo recuperare. È altrettanto vero che ogni azione porta con sé delle responsabilità ed è giusto che paghi sia lui che la sua famiglia.